Bene, un buongiorno a tutti, un benvenuto veramente a tutti i partecipanti a questo incontro di oggi. Un ringraziamento speciale a Marino Magnabosco, presidente dell'associazione ex allievi dell'Istituto Alessandro Rossi, e a quanti hanno collaborato con lui per realizzare il libro che presentiamo qui oggi. Rossi, storia ed opere di una famiglia che ha cambiato l'Italia e non solo. Volume pubblicato lo scorso anno per ripercorrere non solo la straordinaria figura di Alessandro Rossi, ma anche della scuola da lui fondata, il primo istituto tecnico d'Italia. Oggi più che mai sentiamo il bisogno di guardare alla figura di Alessandro Rossi, un uomo di straordinaria lungimiranza in un'epoca in cui il mondo stava muovendo i primi passi verso l'industrializzazione. Alessandro Rossi intuì che il progresso non sarebbe stato possibile senza una formazione tecnica avanzata, capace di coniugare conoscenza teorica e competenze pratiche. E grazie alla sua visione che appunto nel 1878 nacque questa scuola, destinata a formare tecnici qualificati, ma anche a cambiare la storia economica e industriale del nostro paese e non solo. Del libro parlerà poi appunto il presidente Magnabosco. Io mi limito ad una considerazione. La scorsa settimana ero a Valdagno a parlare dell'intelligenza artificiale e della rivoluzione in atto all'inaugurazione del primo corso di neodiplomati, un corso post-diploma, per la formazione di tecnici adeguati alle sfide della modernità, spinto da 22 aziende del territorio che hanno capito che bisogna investire appunto in questo settore e nella formazione dei ragazzi in questo settore. Ebbene, la visione di Rossi è analoga a quella di chi guarda all'intelligenza artificiale come uno strumento grazie al quale scrivere e interpretare il futuro, unendo la sensibilità e ciò che ci rende umani alla tecnologia delle macchine. Rossi comprese che per non restare indietro bisognava investire nelle persone, nella formazione tecnica e nella capacità di adattarsi alle nuove tecnologie. Il segreto del successo dell'ITIS Rossi è stata la capacità di perpetuare negli anni, anche in un contesto socio-economico non sempre favorevole, l'intuizione di Rossi, grazie al dialogo costante con l'imprenditoria locale e in virtù di una classe docente di grandissima qualità, capace di coniugare l'insegnamento della tecnica con le materie umanistiche, educando non solo al lavoro ma anche alla cultura del lavoro. Oggi ci troviamo in una situazione analoga a quella vissuta appunto da Alessandro Rossi. Stiamo vivendo la rivoluzione digitale in cui l'intelligenza artificiale sta diventando il motore del cambiamento. Così come Rossi creò una scuola per preparare tecnici e innovatori, anche noi dobbiamo prepararci a questa nuova realtà in cui l'intelligenza artificiale sarà fondamentale in tutti i settori, dalla medicina all'industria, dall'educazione ambientale. Non possiamo permettere che i giovani restino spettatori. Dobbiamo essere protagonisti di questa trasformazione come lo furono tecnici formati da Rossi nell'Ottocento. E quando parliamo di intelligenza artificiale dobbiamo ricordare che tutto è iniziato dall'idea di un progetto concreto. Federico Faggin, ex allievo dell'ITIS Rossi, ha dato al mondo il primo microprocessore, il cervello che ha reso possibile la creazione dei computer e successivamente anche dell'intelligenza artificiale. Senza questo passo fondamentale, oggi non avremo algoritmi intelligenti, auto che si guidano da sole o app che ci aiutano a tradurre in tempo reale, robot che svolgono mansioni operative di grande livello o nel campo medico attrezzature come il bisturi virtuale, il cyber knife, che consente una precisione submillimetrica. Faggin è l'esempio perfetto di come l'ingegno umano, supportato dalla formazione tecnica, possa aprire strade inimmaginabili. È la dimostrazione che le idee hanno il potere di cambiare il mondo grazie a strumenti che possiamo usare per migliorare la nostra vita e il mondo che ci circonda. L'ex allievo Federico Faggin, che riassume in sé lo spirito degli allievi del Rossi, non si è limitato a sognare un futuro diverso, lo ha costruito. I giovani di oggi devono fare lo stesso, capire come funzionano le nuove tecnologie, imparare a programmarle e soprattutto usarle in modo etico per il bene comune. Oggi l'innovazione tecnologica sta trasformando mestieri tradizionali e mestieri
vecchi lavori che scompaiono, nuove professioni che richiedono competenze specifiche, che appunto si affermeranno nei prossimi anni. La forza del Rossi è stata la capacità di essere al passo con i tempi e in questo meccanismo l'associazione Ex Allievi, che ha compiuto 140 anni di vita, un caso unico in Italia, è ancora oggi un motore di dialogo tra scuola e tessuto imprenditoriale con le sue esigenze reali. L'ITIS Rossi, i suoi insegnanti, l'associazione degli ex allievi, e questo libro lo dimostra, non hanno mai dimenticato l'importanza della formazione tecnica per affrontare le sfide poste da ogni epoca. Così come Alessandro Rossi costruì un'istituzione che ha formato generazioni di tecnici e innovatori, e come Federico Faggin rivoluzionò il mondo con il suo microprocessore, anche i giovani di oggi hanno l'opportunità di lasciare un segno. L'intelligenza artificiale è solo uno strumento, ma sono le persone che fanno la differenza. Investire in questa tecnologia significa non solo costruire il proprio futuro, ma contribuire a un mondo migliore, più efficiente e più giusto. Il nostro compito come educatori, famiglie, membri di una comunità è guidarli lungo questa strada. Questo approccio non solo informa, ma ispira, mostrando ai giovani e alle loro famiglie che il progresso è il risultato di idee, impegno e visione, come ci hanno insegnato non solo Rossi e Faggin, ma anche tanti imprenditori e professionisti di successo che dal Vicentino hanno saputo parlare al mondo per essere attori protagonisti dello sviluppo. Concludo. È sorprendente constatare la straordinaria armonia che si è costituita attorno a questa scuola, voluta da Alessandro Rossi, ma animata nei decenni non solo dai suoi eredi diretti, ma anche da imprenditori lungimiranti, docenti illuminati e generazioni di studenti che hanno arricchito la nostra società. Voi ci avete dato un modello vincente che seppe giocare un ruolo determinante nella storia della nostra società ed economia e che può essere ancora oggi chiave verso il domani. Il Rossi è più di una scuola, è un simbolo di ciò che si può costruire con competenza, visione e determinazione lavorando insieme. Oggi celebriamo questa tradizione e ci impegniamo ad essere ciascuno nel proprio ambito protagonisti del futuro. Quindi presentiamo questo libro che appunto di cui abbiamo tanto sentito parlare. Sicuramente il parterre è di notevole spessore. Il professor Luigi Fontana, che conosco perlomeno da 24 anni abbastanza bene, sicuramente saprà anche animare e cogliere quelle suggestioni anche storiche che appunto l'Istituto Rossi e Alessandro Rossi sicuramente danno al Vicentino, al Veneto, ma all'Italia intera. Grazie e buona giornata. Ecco, adesso funziona. Dicevo che ringrazio il Presidente Ciambetti per averci dato questa possibilità e non vado oltre, nel senso che vedo che il tempo scorre. Lascio la parola al Professor Fontana che illustrerà la figura di Alessandro Rossi. Poi eventualmente intervengo ancora. Grazie. Penso che sia necessario che Mariano Magnabosco intervenga per raccontare quello che lui conosce come altri qui presenti meglio di tutti, cioè la straordinaria storia dell'Istituto Rossi, i cui 140 anni, come ha appena detto il Presidente Ciambetti, sono stati all'origine di quest'opera che è cresciuta su se stessa, che è nata da una serie di eventi a cui gentilmente sono sempre stato invitato, quindi ho partecipato con molto piacere a queste iniziative. Mi ricordo l'incontro in Basilica, la mostra naturalmente, e proprio dai materiali della mostra rielaborati e arricchiti enormemente è uscito questo libro che è una specie di summa teologica di tutto quello che si può scrivere in materia, rastrellando, setacciando qualsiasi tipo di fonte di pubblicazione disponibile, di memorie
di iconografia e quant'altro. È un libro che è fatto su libri, che è fatto su una letteratura, come sappiamo, gli specialisti della materia ormai amplissima, perché parlare di Alessandro Rossi vuol dire parlare dell'Italia ottocentesca fino alla sua morte e per il prolungamento attraverso i suoi discendenti e il Lanificio Rossi, la sua creatura più eminente anche dopo. Però ecco, molte opere sono conosciute, studiate, discusse a livello specialistico. Il grande pubblico, specialmente passando diciamo, certe epoche, tende ad avere un'idea molto vaga, persino gli studenti, da quello che mi è stato detto, dell'Istituto Rossi. Quindi credo che l'idea di questo libro sia stata innanzitutto rendere un servizio di conoscenza, di trasmissione di nozioni prima di tutto agli studenti e poi al pubblico più ampio che difficilmente si accosta a un'opera specialistica, specialmente cominciando dalle mie, se costituita di volumi di centinaia di pagine, spaventevoli alla vista. Ecco, già descrivere la struttura di questo libro porterebbe via tutto il tempo. Non ho molti minuti e mi scuso anche perché dopo devo prendere in fretta il vaporetto perché oggi è il giorno della memoria e quindi mi attendono altri impegni come presidente dell'Accademia Olimpica. Ma la prima parte è giustamente dedicata ai Rossi, alla famiglia, alle origini, al contesto di avvio della loro attività in quella che era prima sull'altopiano di 7 comuni come allevatori e commercianti di lane. Non erano gli allevatori a cui pensiamo noi, era un'attività molto lucrosa, specialmente nei rapporti con quella che era la capitale laniera della Repubblica Veneta e uno dei poli protoindustriali europei già prima del Lanificio Rossi, già nel Settecento. E poi la narrazione si dipana attraverso tutte le vicende di Alessandro, dei suoi figli, dell'impresa, di tutte le sue realizzazioni, analizzate in forma un po' discorsiva e un po' a mo' di scheda, anche su singoli argomenti che ne facilitano in qualche modo anche la lettura. Ci sono poi dei contributi più di riflessione sintetica, il mio, quello di Livio Bortoloso. È un peccato, un'unica cosa che sarebbe stato utile, magari ci si potrà pensare, ci vorrebbero degli indici dei nomi di persona, dei luoghi, dei temi, perché c'è talmente una quantità, una massa di informazioni all'interno che se uno magari gli viene in mente un nome, eccetera, corre all'indice e va subito a vedere, perché leggersi sto mallopazzo da cima a fondo, altrimenti alla ricerca magari di un'unica informazione, per chi noi lo sappiamo a memoria, ma per uno che lo accosta così, lo prende in mano, non è opera particolarmente agevole. Tutta l'altra parte, quindi praticamente è un 50-50 il libro, i Rossi la prima parte, anche tutti i discendenti e tutti i fatti, aneddoti anche molti, insomma, connessi a queste figure e alle loro realizzazioni. L'altra parte è tutta dedicata all'Istituto Rossi ed è una parte di estremo interesse, direi anche che contiene dal punto di vista dello scavo, della ricostruzione, le maggiori novità. Ecco, per certi versi. Anche su Rossi è stato scritto molto, soprattutto in occasione di eventi ricorrenziali. Però ecco, questa è una specie di sistematizzazione, come lo è per il resto, generale, dalle origini a poi l'evoluzione, anche capitoli che si conoscono poco, per esempio il suo trasferimento a Roma durante la guerra, l'intersezione con figure addirittura come Guglielmo Marconi. Praticamente la nascita dell'istruzione professionale a Roma
è grazie all'Istituto Rossi. Ecco, queste sono cose che il grande pubblico non conosce. Poi c'è un aspetto che definirei quasi di natura prosopografica, perché ci sono tutta una serie di profili dei fondatori, dei professori, dei presidi, ma anche di tutti gli uomini che hanno fatto la storia e che dentro i Rossi e fuori dall'istituto. Quindi gli imprenditori, i professionisti, gli inventori, gli scienziati, prima è stato citato Fagin, ma ce ne sono vari altri, i grandi industriali, tutti abbiamo in mente una serie di nomi, da Benedetti, Burgo, Nardin, Pellizzari, Riello, Visentin, potremmo citarne molti altri, presidenti di Confindustria, dirigenti sportivi e anche membri delle istituzioni. Qui c'è anche un assessore, ex assessore, ma c'è anche l'attuale presidente della provincia che è di Vicenza, che è un allievo del Rossi. Ecco, un florilegio insomma di cose per cui veramente è una miniera questo libro. Ecco, voglio concludere, insomma, svolgere 2 o 3 riflessioni per non tirarla lunga, dicendo appunto che la caratteristica saliente è di essere un grande repertorio, ecco, frutto, come ho detto, di un setaccio meticoloso, appassionato da parte di Magnabosco, che ha un grande merito come curatore, ma a Magnabosco piace scrivere, ha dichiarato che a lui sempre, pur essendo un tecnico che ha girato i 4 continenti, è sempre, adesso non mi ascolta quindi posso dir male, gli è sempre piaciuto scrivere e quindi ha scritto varie cose e qui credo che si sia proprio, come dire, abbia espresso al massimo grado questa sua seconda o terza vocazione che è appunto per la scrittura. Ecco, ha davvero un grande merito, oltre alle competenze, sapendo specialmente per la vita dell'Istituto Rossi di che cosa parla. Ecco, io vorrei dire questo. Guardo il Presidente della Regione. C'è una vocazione, come dire, autoriduzionista, se mi permetti, Presidente, in questa regione, nelle sue classi dirigenti, di sentirsi sempre quelli, l'emigrante con la valigia di cartone. Insomma, noi abbiamo una grande storia industriale che ha il Veneto e ha una storia di una classe dirigente che ha fatto prima il Risorgimento insieme ovviamente agli esponenti di tutta la leva che ha unificato l'Italia, ma anche dopo, per arrivare ai nostri giorni. Quindi non si vede perché, e questo credo che qui rimprovero i miei colleghi economisti e la esterofilia, insomma, e soprattutto li rimprovero perché non leggono i libri degli storici economici, perché se li leggessero questa visione dovrebbe cambiare. E la figura di Rossi è l'emblema di una storia che bisogna continuare a trasmettere, rivalutare, proprio per avere chiaro qual è stato il ruolo del Veneto nella costruzione dell'Italia unitaria e in particolare anche della costruzione dell'Italia industriale. È chiaro che non era tutta la regione, ma nessuna regione si industrializza in blocco, nessun paese si industrializza in blocco. Ci sono sempre dualismi, aree più avanzate e aree più arretrate. Questa di cui parliamo, il vicentino, per esempio, ma non solo, poi c'è anche il veneziano, c'è anche qualche pezzo del trevigiano, ci sono diversi. È stata un'area, come dico sempre, tanto perché se no non siamo alla page, first comer, cioè tra i primi arrivati in Europa. Abbiamo partecipato a tutte le tappe evolutive dell'industrializzazione europea, essendo, salvo un breve periodo, quello della seconda dominazione austriaca, in cui bisognava inseguire gli altri, cioè dalla caduta della Repubblica fino agli anni 40, ecco, ma da lì in avanti, recuperando faticosamente il gap che si era instaurato, ma prima c'eravamo già,
come ho detto nel Settecento, siamo stati tra le lepri che hanno fatto l'Europa industriale. E allora, per dire due cose appunto più in particolare su Rossi, perché il lanificio Rossi non è stato il primo, ne era il più grande quando è nato nel 1817. Garbin era più grande a Schio. Basta guardare la piazza dove c'è oggi il municipio, che era il palazzo dei Garbin. Ma poi ha recuperato rapidamente ed è diventata la più grande industria italiana, la Fiat, del secondo Ottocento. 5.000 dipendenti negli anni '80, in una città di 12.000 abitanti. 5.000 dipendenti erano anche nelle altre, in tutta l'area dell'Alto Vicentino, ma tali erano. E Rossi si era formato in Europa. Giovanissimo aveva viaggiato l'Europa, aveva visto di persona, aveva una rete di informatori sparsi in tutto il continente e più tardi anche negli Stati Uniti d'America. Si era formato una competenza non solo tecnica, vestendo la giubba degli operai e lavorando in fabbrica, ma anche studiando, leggendo le opere degli stranieri. Era un sensimonista, era uno che pensava, ha scritto 400 opere, almeno no, insomma, cioè era uno d'azione ma anche di pensiero insieme. E quando parlava in Parlamento, dal momento in cui entra in Parlamento, ci resterà poi nel Senato fino alla fine, ma continuando a fare l'uomo di industria perché non voleva fare l'uomo politico, il suo interesse erano gli interessi dell'industria italiana e diventa il leader della battaglia per il protezionismo, non perché fosse un protezionista sempre e dovunque, ma perché in quel momento serviva il protezionismo per poter competere con gli altri più avanti, con gli inglesi, i francesi, eccetera. Ecco, manifestava una superiorità di diagnosi e di proposta sui problemi del suo tempo nettissima. Quando parlava in Parlamento nessuno poteva controbatterli dal punto di vista delle cifre, della competenza sui singoli temi e così via. Non aveva avversari su questo terreno. Proprio perché era un uomo europeo, è un industriale di statura europea, era nelle giurie delle grandi esposizioni internazionali, riconosciuto dagli europei. Il progetto del quartiere operaio di Schio è esposto nella sede della, oggi diremmo, Confindustria di Verviers, che era l'avamposto della rivoluzione industriale in Europa, come modello. E quando nelle esposizioni, per esempio a Filadelfia, negli anni 70, negli Stati Uniti, non è presente il lanificio Rossi, non c'erano neanche i biellesi, ma allora i giurati di Verviers dicono nel loro rapporto non vale la pena di parlare dell'industria italiana se non è presente. Se non sono presenti, scrivono in francese, les immenses usines, le immense fabbriche. Lo dicono quelli che di fabbriche immense ne hanno molte più di noi, del signor Rossi di Schio, oltre che dei biellesi. Ecco, questo era l'uomo. Questo era quindi uno che si occupa di trasferire culture imprenditoriali, tecnologie, persone, quadri, tecnici. Il lanificio Rossi già negli anni 40 dell'Ottocento è una colonia poliglotta. Negli anni 70 la prima grande pettinatura in Italia, Piovene Rocchette, l'80% dei dirigenti e dei quadri sono stranieri e vengono da mezza Europa. Il suo collega è Stam, una figura di grandissima importanza anche a Milano, con Cattaneo, eccetera. Opera trasformazioni urbane e territoriali che cambiano il volto dell'Alto Vicentino, con infrastrutture energetiche, comunicazioni, poi con i suoi figli il treno per Asiago, ma prima il ponte ad arcata più alto che c'è in Italia, quello sul Lastico, a Piovene, le gallerie che trasportavano dall'alto fino alla riva del fiume le merci e così via. Si potrebbero fare infinite citazioni. La formazione ovviamente del capitale umano, di cui già si è parlato, che rimane cruciale, ecco, come l'innovazione tecnica e così via, ma non per sé, non per la sua fabbrica, per la comunità, perché una fabbrica non vive nel deserto,
Questo è anche un insegnamento per i nostri giorni, ben prima di Adriano Olivetti e della sua comunità, che peraltro merita tutta la rinomanza che ha. E quindi capisce che la fabbrica per ottenere deve trasformare il mondo che la circonda e deve tradursi in benefici concreti, non può pagare tanto i suoi operai perché altrimenti non c'è più competizione, però li risarcisce in qualche modo degli stipendi così controllati eccetera, con quelli che oggi chiameremo i benefit, le case, le scuole, gli asili e tutto il resto, con un sistema che diventa un modello per tutti in Italia. Il modello rossiano è il modello degli industriali italiani dell'Ottocento e non è né una sua invenzione né una sua riproduzione di quello che fanno in Europa, perché conosce tutto di quello che fanno in Europa, appunto l'esposizione e nel mondo, ma la fa a modo suo, adattata alla situazione, allo specifico dei nostri contesti. Ecco, questo è anche, come dire, sono alcuni degli elementi che caratterizzano il suo profilo. E guardate, come ha citato prima il presidente Valdagno, Marzotto, consentitemi un po' di patriottismo scledense, Marzotto accentra, fa il deserto intorno perché tutto viene internalizzato nella Marzotto. Rossi decentra e Rossi esternalizza, manda Depretto a Verviers a studiare e poi li fa nascere la Depretto. E così pure tante altre fabbriche. E la Schio del primo Novecento è uno dei più grandi poli industriali italiani, non solo veneti. Ecco, perché ha questa visione di irradiazione, di coinvolgimento e così via. Ecco, quindi concludo, una figura estremamente moderna che veramente dà un contributo fondamentale alla costruzione dell'Italia industriale e al suo ruolo nella competizione globale, ma che ha uno sguardo lunghissimo. Negli anni '80 manda il capo ufficio studi, diremmo oggi, Egisto Rossi negli Stati Uniti, che fa un anno di reportage, è il più bel libro dopo La democrazia in America, scritto da Tocqueville nella prima metà dell'Ottocento, è questo di Egisto Rossi sugli Stati Uniti e la concorrenza americana, perché Rossi mobilita, come ho detto, scrive, fonda giornali, eccetera, mobilita l'opinione pubblica, sa che bisogna creare consenso, che bisogna creare una cultura dell'industrializzazione in un paese che si balocca con l'idea di di vivere dell'agricoltura e di comprare i prodotti industriali degli altri. L'esatto contrario di cui bisogna creare una cultura, cambiare la mentalità, oltre che le competenze tecniche, no? Le sue durissime lotte per l'istruzione tecnica e così via. Ecco, questo libro sugli Stati Uniti e la concorrenza americana negli anni '80 lo distribuisce gratuitamente a tutte le Camere di Commercio e parlamentari. E sapete cosa scrive nell'introduzione? Scrive: state bene attenti, siamo negli anni '80, il leader mondiale è l'Inghilterra, si parla, dice state bene attenti perché gli Stati Uniti, che adesso pensano solo a loro stessi, conquista del West, eccetera, eccetera, grandi ferrovie, nel XX secolo domineranno il mondo. È quasi una profezia. Stati Uniti, Russia, eccetera. Chi è che in quel momento c'era il problema della crisi del grano? Sono queste le potenze che emergeranno, eccetera. Quindi uno che siamo nella cosiddetta prima globalizzazione a tutti gli effetti, il suo sguardo è il mondo. Altro che il Veneto ripiegato, va bene. E sentirete ancora parlare di queste cose perché sto elaborando un'idea che è un dossier UNESCO, a cui guardo di nuovo il mio amico Presidente, in cui spero di avere la ragione, perché vorrei fare una cosa con il triangolo Verviers, Schio, Valdagno e sapete l'ultimo, Galópolis, una piccola company town vicino a Caxias do Sul, in Brasile, dove c'è una cooperativa, si chiama Cotegau, Cooperativa Textil
de Galópolis in portoghese, fondata nel 1894, si chiamava Tevere all'epoca, da un gruppo di famiglie di operai licenziati da Alessandro Rossi e pagati, gli ha pagato il viaggio per andare, dice non posso più riassumervi, vi pago il viaggio, andate in Brasile. E hanno fondato sta roba. Nei primi del Novecento è arrivato un mezzo spiantato imprenditore biellese che si chiamava Ettore Gallo e non gli è parso vero di trovare lì gli scledensi. Come? Sono qua, hanno già cooperativa, si sono messi insieme ed è nata una piccola schio vicino a Cassier do Sul, che oggi ha 5 milioni di abitanti, che si chiama Galópolis. Ecco, un bel quadrilatero per dire no, siamo stati insieme con gli europei all'avanguardia d'Europa e poi abbiamo anche disseminato l'industria nel mondo. Per tutte queste ragioni il libro merita di essere letto e diffuso perché concorre a far conoscere, a valorizzare e a trasmettere un'eredità della quale non possiamo privarci perché mutileremmo irrimediabilmente la nostra identità. Grazie al professor Fontana che come di consueto ci dice un sacco di cose, uno lo sente più volte e pensa di sentire le stesse cose, invece ogni volta impara qualcosa di nuovo. Grazie veramente. Io volevo dire 2 parole soltanto sull'istituto, visto che è già stato spiegato bene cosa contiene il libro nel suo totalità. L'Istituto Rossi è vero che è il primo istituto tecnico d'Italia, ma non è solo questo. Rossi, quando ha fondato questa scuola, che si chiamava Scuola Industriale di Vicenza, ha creato una figura tecnica che non esisteva all'epoca. Lui doveva praticamente recuperare i tecnici per le sue aziende all'estero. C'era stato un periodo in cui, si citavano anche prima, a Rocchette c'erano 13 dirigenti su 16 dirigenti totali, 13 erano provenienti dall'estero. Ma farli venire non era facile perché ovviamente chi veniva dal Belgio, chi veniva dalla Francia, eccetera. In Italia non c'era una figura intermedia di questo tipo, per cui lui ha pensato bene di farsela da sé. Proprio nello spirito suo, quando aveva un problema lo risolveva e lo risolveva in maniera drastica. Ha fatto fare questa legge, ha trovato gli appoggi che gli hanno consentito e ha fondato questa figura tecnica. Non ha fondato una scuola, ha fondato la figura tecnica perché i periti industriali senza Alessandro Rossi non sarebbero esistiti. È partito con questa scuola, che era una scuola molto dura all'inizio, era un convitto dove i docenti dovevano dormire insieme con gli alunni, vivevano proprio una vita in simbiosi. Le vacanze le faceva fare in autunno quando era tempo di vendemmia e quindi praticamente andavano a casa ad aiutare i genitori. Nel libro è pubblicato l'orario in vigore all'epoca, è una roba impressionante. Se lo guardate vedete che è una roba impressionante. Cominciavano alle 5 del mattino e finivano a notte fonda. Ovviamente è partito così, poi a un certo punto il numero di persone che frequentavano la scuola sono diventate veramente molti e quindi non è più riuscito a fare il convitto e quindi ha cominciato ad aprire all'esterno. Siamo andati avanti con Santa Corona per parecchio tempo, io ho fatto tempo a fare i primi 2 anni a Santa Corona, poi ci siamo trasferiti in quella nuova sede che ormai è 60 anni è quella, però lo spirito era quello, cioè c'era uno spirito come gli alpini. Io dico sempre che chi ha fatto Rossi riceve un imprinting come gli alpini, cioè si ricorda sempre di averlo fatto. C'è gente che ha fatto 1 anno, 2 anni, però si ricorda di aver fatto il Rossi. Era un clima, allora c'era tanta goliardia, c'era questa possibilità di avere si portava il famoso cappello diciamo,
universitario che ci era consentito, e c'erano insegnanti di primo ordine, perché dopo c'erano insegnanti che sono andati poi a insegnare all'università, gente che ha scritto libri, ricordo tra tutti il suo Zwirner, che è ancora adesso considerato un testo valido, che utilizzano ancora l'università per la matematica. E è stato un periodo in cui la scuola veniva gestita direttamente dai presidi, per cui i presidi telefonavano: sei disponibile a venire? Sì, se sei bravo vieni. Se non era bravo eliminava il personale, prendeva gente così. Quindi si era creato questa scuola di eccellenza che è continuata e che continua, e che nel libro praticamente riporto una serie di episodi, anche scherzosi se vogliamo, ma anche ricordi di professori e di presidi con quello che hanno fatto per la scuola e per noi tutti poi alla fine, perché non è che fanno le cose per loro, le trasmettono e viene avanti così. Il libro finisce poi elencando una cinquantina di ex allievi che sono riusciti a realizzare qualcosa più degli altri, almeno quelli che siamo riusciti a trovare, perché ce ne sono tantissimi. Nella seconda edizione, per esempio quella che è in vendita adesso, ci sono personaggi nuovi, perché sono saltati fuori personaggi nuovi, ma ci sono persone che si sono realizzate non solo nel loro campo di competenza, ma anche in vari settori, per esempio nello sport. Uno ha fatto Rossi, cosa c'entra con lo sport? No, poi la seme che è stata piantata nel terreno ha prodotto di tutto e di più, perché persone che si sono diplomati in meccanica poi magari hanno fatto tutta una cosa diversa, persone che hanno fatto l'elettrotecnica poi magari invece hanno fatto cose completamente diverse, ma tutte cose di eccellenza. Chi ha la bontà di leggere l'ultima parte del libro troverà dei personaggi incredibili. Fagin ovviamente, ma con Fagin ci sono anche coloro che hanno partecipato all'invenzione del primo computer portatile. Ci sono poi quello che ha inventato la macchina volante, che purtroppo la Fiat non ha concesso di costruire, ma c'è un progetto, è stata fatta e provata, sono atterrati anche al Quirinale con questa macchina, ed è un ex allievo anche quello, insomma, no? Quindi c'è una varietà di persone che veramente dimostrano che la cultura tecnica di base ti permette dopo di fare tante cose, anche diverse da quelle cose. Lascio la parola a Elvise Rossi Teschio, che parlerà invece della modernità di Alessandro Rossi. Grazie comunque. Grazie Mariano. Signore e signori, il mio saluto della veste di discendente diretto in linea diretta da Alessandro Rossi e di tutti i miei familiari, perché siamo molto grati a chi ha voluto continuare questa epopea di famiglia con questo libro che dice tante belle cose. Però non vorrei parlare del libro, perché vorrei parlare della modernità del pensiero di Alessandro Rossi. Cioè, se Alessandro Rossi fosse in vita oggi, sarebbe fuori del tempo? No, non sarebbe assolutamente fuori del tempo, perché la sua modernità di pensiero può essere ricondotta a una decina di temi. Una, la globalizzazione, che è intesa come apertura verso il mondo, come capacità di trovare e far venire a lavorare in Italia a Schio i migliori cervelli anche da paesi lontani, e anche sapendo vedere il mercato nella sua globalità. Poi l'educazione, un'estrema attenzione rivolta all'educazione, crea un asilo nido, un asilo di infanzia, una scuola elementare, una scuola agraria che tuttavia durò solo pochi anni per mancanza di finanziamenti statali, e l'istituto tecnico industriale che ha compiuto più di 140 anni e che oggi gode sempre di questa altissima reputazione. Alessandro Rossi aveva la capacità di fare squadra, raccogliendo e motivando gli uomini migliori, favorendone l'adattamento e l'istruzione, e anche l'istruzione delle famiglie, sapendo così orchestrare una squadra vincente. Altro punto, i trasporti e le infrastrutture. Fu uno dei promotori della ferrovia Vicenza-Schio, fu sostenitore della valorizzazione del territorio e fu favorevole alla costruzione di centrali elettriche sui corsi d'acqua dell'Alto Vicentino.
Poi la modernità dell'impostazione della struttura patrimoniale e finanziaria della sua azienda. Favorì l'accesso dell'Anificio Rossi alla borsa, dove reperiva i capitali necessari. Egli era socio al 30%, i maggiori azionisti erano Milano come Eugenio Cantoni e anche a Biella. Il suo genero Borto Clementi è tra i fondatori della Banca Popolare di Vicenza. Una formidabile capacità di comunicare, ovviamente con i mezzi di comunicazione dell'epoca. Oltre a quello che ha detto prima di me il professor Fontana, che scrisse qualcosa come 400 saggi, vorrei ricordare come partecipò a una specie di salvataggio del Sole. Il Sole era quel giornale fondato a Milano nel 1865 e qui vi prego di osservare le date, perché nel 1865 Milano era in Italia, ma noi non eravamo in Italia, eravamo in Austria in quel periodo. E a un certo punto il Sole si trovò in difficoltà. Allora Alessandro Rossi accorre in aiuto dal direttore che si chiamava Bracciola Bellini, porta un finanziamento di 6.000 lire, cifra colossale per quei tempi, e mette però un personaggio a assistere questo direttore. Questo personaggio è quell'Egisto Rossi che poi lui, che non era parente, il nome era lo stesso, ma che poi lui avrebbe mandato in America per studiare il mercato locale, e da cui questa capacità di capire come gli Stati Uniti sarebbero diventati un paese trainante. E una forte attenzione per i problemi sociali del suo tempo. Fondò e sostenne la società di mutuo soccorso e qui quello che è opportuno ricordare è che quando i suoi operai volevano passare da affittuari a proprietari dell'immobile dove vivevano, avevano bisogno di finanziamento per tutto questo. Allora creava i mutui in maniera tale che la rata di rimborso fosse legata alla capacità di risparmio di chi prendeva i soldi a prestito. È chiaro che non si può fare né troppo né troppo poco, ma sapendo cosa poteva essere una capacità di risparmio si costruivano i mutui. E poi una cosa straordinaria, oggi si parla di aiutare gli stranieri che vengono da noi, in particolare gli africani. Allora promosse la creazione di quello che lui chiamava un asilo in Eritrea, Massawa in Eritrea. Qui c'è una ricca raccolta fotografica di fotografie dell'epoca con una buona definizione, e queste fotografie mostrano com'era la vita di queste persone. Lui lo chiamava orfanotrofio, in realtà più che un orfanotrofio era una scuola d'arti e di mestieri. Quindi sono delle foto che riguardano la falegnameria, la sartoria, varie forme di esercizi. E questa raccolta di fotografie purtroppo non è datata, ma noi l'abbiamo collocata nell'ultimo decennio del secolo passato, perché l'Eritrea divenne colonia italiana nel 1890. Alessandro Rossi morì nel 1898 e quindi questa raccolta fotografica sta sicuramente nel mezzo. E poi un'estrema attenzione ai valori della famiglia, della società e della solidarietà. Cioè, chiediamoci, Alessandro Rossi, se vivesse oggi, sarebbe fuori del tempo? La risposta è assolutamente no, avrebbe ancora molto da insegnarci. Con questo voglio ringraziare a nome mio personale e a nome della mia famiglia tutto quello che è stato fatto per ricordare questa persona e per tenerlo in auge. Poi personalmente, se mi permettete una breve divagazione, io mi chiamo Alvise Rossi di Schio, quindi ho un prenome veneziano e un cognome veneto. Quindi qualcuno potrebbe definirmi uno dei nostri. Grazie. Siamo stati dentro nei 44 minuti.